Dobbiamo agganciare il sentiero del Figariol prima. Vedi? Ah, eccoli là altri ruderi. Bisogna venire qua con motosega, decespugliatore. Guarda, guarda là. Eccolo, eccolo. Eccolo qua. Torniamo verso casa, vero? Sì, dai, bombe per oggi. Qua trovi anche qualche scheletro di capra o pecora. Dovrebbe esserci un teschio più avanti. Qui c'è un'altra struttura. Oh, sai che cosa sono queste? Davide! Ah, cagata del lupo. Vieni qua. Mettiamo riferimento. Tip tip tip. Qua verrei su a fare una tenda. Beh, non sotto il bosco, però. Qua sarebbe da fare una tenda. Se fosse aperto il faro, ma non so. Beh, sarà una pizzeria aperta in giro. Prova a chiedere al lupo se avanza un po'. Pizza con cinghiale. Guarda qua. Là. Sarebbe da venire su con calma la mattina e esplorare un po' sti boschi. Ci sono delle strutture anche laggiù. Aspetta che vado a dare un'occhiata. Bisogna stare attenti che non ci siano inghiottitoi o pozzi. Sì, ci sono altre strutture. Ci sono anche delle tegole. Qui probabilmente c'era anche un cammino. E probabilmente ce ne sono anche laggiù, ma non vado a inoltrarmi nel bosco. Un pezzo di cuoio. Tegole. Adesso torno. Sai con cos'è questo? Pitina. Sti merenderos. Beh, saremo sui 10-12 gradi adesso. Forse anche meno. Guarda qua un'altra struttura. L'ho visto. L'ho fatto io per così. Sì. Quello che taglia dal posto di risalire. Sì, ho capito. Che bucone. Guarda che roba. Buio. Magari c'è anche una grotta lì. Infatti che si va. Bisogna che porto Massimo. Da qua è pieno di cervi, cinghiali, caprioli, non ha da mangiare, anche lupi. Se mangia un bel lupo che mi steganare. Ah, ma no, ma sono protetti, non puoi mangiare i lupi. Che freddo. Meraviglia. Ci sarebbe da venire qua solo per fare il picnic, guarda. Ci siamo. Chissà dove è finito Davide. Ci sono i cervi? Ci voleva una fotocamera con lo zoom. 1, 2, 3. 4. 4 sono, sì. Si intravede già sta via. Sì? Spettacolo. Vabbè, siamo quasi il 984. Però qua te in su, te metti qua. D'estate. Fermo. Cos'è? Questo non so di che bestia è. 1140. Latitudine qua. 1120. Spostiamoci là che facciamo 1150. Questo qua non l'ho mai fatto e sarebbe da dargli un'occhiata anche per capire se è fattibile in bici, almeno qua sì.
approfittiamo. Però, che roba, è semplicissimo con la gravel, è una monada, dai, non serve neanche una mountain bike qua. Hop, hop, hop. Siamo un attimo così possiamo farlo di corsa. Questo è il sentiero che passa lungo la recinzione, però non so se è accessibile da là. Quello che avevo fatto mettere. Sì, però noi stiamo su quello che è in mappa, perché questo non è in mappa. È lì che si riunisce, è solo una deviazione fatta per sbaglio probabilmente. Sentiero molto wild questo. Però bisogna stare attenti perché è un spaccacaviglie questo, ci sono molte pietre mobili. No, destra giù, verso il basso. Yehoo! Visto ragazzo? Pensa che eravamo lassù, eh? Ecco, uno è qua, sotto. E due sono qua. Aspetta. Fermo. Qua deve essere piena d'acqua. Controlliamo che non ci siano feci all'ingresso. Sono circa una decina di metri. È umida probabilmente. Adesso riprendiamo il 984 e torniamo a Mezzomonte. Sì. Il giovane con tutto il suo dolore alle ginocchia correva come una lepre e è arrivato per primo. Adesso ci facciamo il selfie lì della chiesetta e No, una bella pizza adesso. Ah beh, vabbè, e abbiamo finito. Ciao a tutti.